Caso di medicina, il Cafoncello, parla il primario Agostini. Ecco come è stato gestito l'accesso del marito. Da noi nessuna falla, i primi tamponi spesso sono negativi. Veneto pronto per la fase 2, la ripartenza delle attività economiche anche prima del 4 maggio se dipendesse da noi, così il presidente Luca Zaia. Aggiornamento dei provvedimenti del governo da parte dei 3 sottosegretari veneti, Baretta, Variati, Martella, sostegno al reddito e occupazione, ma anche il monito, attenzione alle infiltrazioni mafiose. Scampagnate e corse nei parchi, nonostante la chiusura, la polizia locale di Treviso arrivano 3 nuove mountain bike elettriche per i controlli nelle aree verdi. Prestiti fino a 25.000 euro per le imprese, oggi si scopre che il settore agricolo non rientra tra i beneficiari, la rabbia dei produttori. Bar chiusi, in crisi nera, il comune di Treviso apre la possibilità di concedere più spazi per i plateatici senza aumentare il costo, purché siano compatibili con la viabilità, anche pedonale. Dilaga il contagio tra gli ospiti della casa di riposo di Trichiana, all'innesco del focolaio 10 giorni fa. La situazione è causa di più fattori, dice il sindaco di Borgo Valbelluno. Ben ritrovati, buonasera, come sempre siamo in diretta, questa è l'edizione trevigiana dei nostri notiziari. Allora, avete sentito, questi sono i titoli, in apertura ovviamente vi diamo ancora una volta i numeri. Sapete che da qualche giorno a questa parte gli aggiornamenti dei casi di positività da Covid-19 e anche il numero dei decessi nella nostra regione viene reso noto soltanto al mattino, quindi il bollettino è uno soltanto. Vi ripetiamo quali sono stati i dati diffusi nella giornata di oggi, ovvero che i casi di positivi al SARS-CoV-2 hanno raggiunto quota 16.881, 143 in più dalla rilevazione precedente, mentre i casi attualmente positivi sono 9.925. I pazienti in terapia intensiva sono scesi a 140, meno 23. I decessi invece nella giornata sono stati 19, dato che porta a 1.008 il totale dei morti. I pazienti in area non critica sono 1.186, 16 in meno. I casi denegativizzati virologici sono 5.750. Per quanto riguarda i decessi, che lo ricordiamo in Veneto sono stati 19, 3 persone hanno perso la vita all'ospedale San Camillo di Treviso, ospedale Covid, una persona ha perso la vita presso l'ospedale di Treviso e un'altra invece all'ospedale di Oderzo. Dunque sono 5 i decessi che ci sono stati nella Marca trevigiana. Il Veneto è pronto alla ripartenza anche prima del 4 maggio. Le parole del governatore Luca Zaia, come sempre, in apertura del nostro notiziario. Abbiamo detto più volte che noi siamo pronti. Il tema è che noi non abbiamo la potestà giuridica per provvedere a delle ordinanze. Se potessi fare delle ordinanze, provvederei in tal senso. L'Italia si prepara alla riapertura il 4 maggio, i presidenti delle regioni si confrontano ed il Veneto è pronto. A ribadirlo il presidente Luca Zaia nel consueto appuntamento quotidiano con la stampa in attesa della presentazione del piano nazionale. Se qualcuno mi dovesse chiedere, io penso che i dati del Veneto ci dimostrino due cose: che siamo in grado di affrontare un'apertura da un punto di vista clinico, sanitario, per l'organizzazione che ci siamo andati. Anzi, 3 cose. La prima, la civiltà e il senso, come si può dire, del rispetto delle regole che i nostri cittadini hanno dimostrato. La seconda, il territorio e la struttura sanitaria che è in grado di rispondere. La terza, direi, una storia sanitaria. Se voi pensate che dall'apertura, diciamo, ultima, che è stata quella più importante di aziende che sono aperte con le deroghe e quant'altro, ormai abbiamo una storia di almeno 15 giorni di storia sanitaria del virus con l'apertura, quindi senza lockdown, senza chiusura totale. E in questi 15 giorni noi abbiamo tutte le curve che vanno in giù. Questo non significa, prosegue il governatore, abbassare la guardia, perché il virus ancora circola ed infetta. Ovvio che il contagio è sempre dietro l'angolo, cioè, io non sto sminuendo, però dico che in questa fase dobbiamo preventivare la convivenza per un po' di mesi, e questa convivenza è inutile che rimandiamo la scelta, la dobbiamo fare questa scelta. Molte le questioni ancora da chiarire, molte le ricerche con gli scienziati che continuano a studiare questo virus che non smette di sorprendere, anche perché proprio in vista della fase 2 si cerca di mettere in atto tutto ciò che possa garantire la sicurezza dei lavoratori che torneranno sul proprio posto. Eppure su molti aspetti la stessa comunità scientifica non è ancora in grado di dare risposte certe, come sul test sierologico per la cosiddetta immunità. Quindi dobbiamo capire anche quanto durerà questa dura una vita o dura un mese?
Lo dico per tutti quelli che semplificano, dicono fermo il prelievo del sangue è tutto a posto. Purtroppo non è così, io ho l'obbligo di dirle queste robe. Lo dico anche alle tante imprese che mi dicono ma ho un laboratorio privato che mi propone il test sierologico. Bene, è una scelta, fallo. Però oggi il mondo della scienza sta cercando di capire, ad esempio, ve l'ho detto il professor Crisanti, quanto dureranno questi anticorpi e se dureranno. Infine l'interrogativo che molti si fanno in questi giorni consultando i dati quotidiani sui contagi, perché anche se in misura molto minore rispetto all'inizio dell'epidemia il numero di positivi continua a crescere nonostante il lockdown. Molti positivi vengono fuori dalle campagne di tamponi che abbiamo fatto e stiamo facendo nell'RSA e tra gli operatori. Non sono onestamente dati che ci vengono fuori dalla popolazione, o sono tamponi di contatti di un positivo, che so, un familiare che si ammala fa i tamponi agli altri familiari e trovi delle positività, ma in gran parte in questa fase, ve lo posso certificare, stiamo parlando di RSA, quindi case di riposo e altri. Considerate che noi stiamo tamponando in questa fase ancora i servizi delle cure primarie delle ASL in alcuni casi, e si è iniziato a tamponare i farmacisti. Capite che sono sempre categorie esposte, e per cui voi vedetela così, non è una coda di popolazione indistinta, no? Adesso la parola al primario di medicina interna Agostini. Oggi alle 18 c'è stata una diretta Facebook nel quale il primario ha spiegato il caso della donna ricoverata presso il suo reparto, che è stata trovata positiva al Covid dopo molti giorni di ricovero, pare infettata dal marito, che era l'unica persona che aveva la possibilità di andare a trovare la donna. Marito che una volta riscontrati i sintomi si è presentato al pronto soccorso e appunto a lui è stato eseguito il tampone. Allora sentiamo un piccolo estratto del primario Agostini. Entrambi sono stati il giorno stesso o il giorno dopo, il 14 se non sbaglio, dimessi dalla mia medicina e, come era giusto, mandati nelle malattie infettive dove sono attualmente seguiti in maniera del tutto perfetta. Quindi anche le ultime notizie che ho sono in via di risoluzione entrambi. Quindi direi non è stata, come è stato scritto, una falla, ma è stata invece una dimostrazione assidua, perché abbiamo fatto ben 5-6 determinazioni di un'infezione che abbiamo ricercato con molta costanza nella signora stessa, e questo ci ha permesso di identificare dall'inizio l'infezione e di trasferire la signora in reparto di competenza in malattie infettive. Il dottor Agostini ha specificato che alla donna era stato eseguito il tampone più volte era risultato negativo, quindi è possibile che a molti pazienti il tampone risulti negativo per più volte, per poi solo in un successivo momento diventi positivo. E questa è un'altra delle cose che sono allo studio proprio all'interno della ULSS-2, un'altra delle cose che stanno vagliando per capire appunto come comportarsi con i malati che sono ricoverati al loro interno. Ma nell'edizione straordinaria che seguirà questa edizione del telegiornale vi faremo ascoltare altri estratti della diretta Facebook del professor Agostini. Adesso parliamo di asili nido e scuole per l'infanzia che potrebbero aprire a breve. È stato detto questo nel corso della riunione oggi presso la Protezione Civile a Marghera. Regione, Dipartimento Prevenzione, FISM, ANCI, Ufficio Scolastico e Pediatri di Libera Scelta sono al lavoro per riaprire asili nido e scuole per l'infanzia paritaria. Al vaglio proposte e modalità da attivare entro il 4 maggio per andare incontro ai genitori che torneranno al lavoro dopo il forzato stop alle attività economiche causato dal coronavirus. Questo io credo potrebbe essere anche un buon campo d'azione per capire, rispetto alle tante domande che abbiamo, dei campi estivi, dei centri estivi, anche se poi riguardano altre età, ma potrebbe sicuramente servirci anche poi come appunto ragionamento rispetto a quei servizi che di solito in estate c'erano. La Regione sta poi attivando anche la campagna per il vaccino anti-influenzale e pneumococco, indirizzato in primis agli over 65 e alle categorie professionali sensibili. Alle aziende sanitarie è stato già chiesto di indicare il proprio fabbisogno.
Sono inoltre in corso di attivazione le USCA, le unità di continuità assistenziale. Al bando per il personale hanno risposto in 462 tra medici, corsisti della scuola di medicina generale e laureati abilitati. Ad oggi ci sono 39 USCA attive che seguono 1798 pazienti Covid a domicilio. Le attività che maggiormente fanno le USCA sono per il 77% triage e quindi danno informazioni telefoniche e di consulenza di questo tipo. Il 62% attività a domicilio, quindi vanno a visitare i pazienti a domicilio, 31% la somministrazione di farmaci, i farmaci che prima ricordava il Presidente che sono quelli che sono possibili a domicilio, e poi per un 59% fanno anche altre attività, tra cui c'è l'esecuzione dei tamponi a domicilio, quindi vanno anche a domicilio per persone più anziane, insomma, eseguire i tamponi, oppure sono andati all'interno dei centri servizi per anziani. Chi intanto continua a lavorare senza sosta e gratis da quando è iniziata l'emergenza sono i volontari della Protezione Civile del Veneto. Vorrei ricordare che hanno nel totale, silenzio, riaperto 5 ex ospedali in una settimana, che non vuol dire fare le pulizie. Vuol dire ripristinare gli impianti dei gas medicali, vuol dire ripristinare gli impianti elettrici, vuol dire ripristinare gli impianti termici, vuol dire ripristinare gli ascensori, eccetera. In Veneto abbiamo 493 organizzazioni di protezione civile. Adesso parliamo di sostegno al reddito, occupazione e controlli con gli aggiornamenti sui provvedimenti al vaglio dei 3 sottosegretari del Veneto. Pronti a rispondere alla richiesta di aiuto dei capoluoghi veneti, mentre allo studio ci sono provvedimenti ulteriori a sostegno del reddito e dei settori più colpiti, come il turismo. Lo ha confermato il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta in videoconferenza con i colleghi Achille Variati e Andrea Martella. Mi sembra importante dire che il governo ha davanti a sé con molta chiarezza i problemi che sono stati presentati. Siamo pronti a rispondere sul trasporto pubblico locale, per il quale sono stati stanziati un primo intervento di 600 milioni. Stiamo lavorando a un contributo significativo per i pagamenti dei debiti commerciali. Lavoro e reddito, confermata la cassa integrazione guadagni, aggiunge Baretta, che conferma il passaggio da 600 a 800 euro del bonus autonomi e sottolinea come sia allo studio un piano specifico per il turismo. Un intervento di sostegno al turismo che è fatto di ammortizzatori da un lato, ma anche di finanziamento, direi, delle possibilità di poter usufruire di spazi turistici anche per le famiglie, anche in questa difficile estate che abbiamo di fronte. Attenzione alla lunga mano della criminalità organizzata sulle risorse messe a disposizione dal governo, ammonisce il sottosegretario all'interno Achille Variati. Ecco perché bisogna essere assolutamente tempestivi nelle erogazioni della liquidità per la liquidità delle imprese, al fine di evitare queste infiltrazioni. Ma attraverso le prefetture ci saranno controlli stringenti. Questione scarcerazioni e controllo domiciliare che sta molto facendo discutere. Complessivamente in Italia sono stati attivati 5.200 braccialetti elettronici, ce ne saranno adesso altri 3.000. Per il Veneto i braccialetti elettronici attivati sono 164. Da parte sua il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Andrea Martella, ha commentato i dati sull'occupazione in Veneto, 50.000 posti di lavoro persi dall'inizio delle restrizioni, e lo ha fatto rivolgendosi alla Regione Veneto. Mi auguro, come al solito lo dico con spirito costruttivo, che anche dalla Regione Veneto in questi giorni venga un piano per la rinascita economica. Vedo che altre regioni si stanno mobilitando, penso che il Veneto, oltre alla gestione dell'emergenza sanitaria, dovrebbe indicare qual è la strada che la Regione vuole mettere in campo per fare in modo che il nostro sistema produttivo, oltre alle scelte che sta facendo il governo, possa essere sostenuto. A proposito di rinascita economica, sicuramente chi sta maggiormente soffrendo in questo momento sono i bar, i ristoranti, comunque tutti gli esercizi che offrono un servizio di questo tipo. Allora il sindaco Conte sta valutando insieme all'associazione di categoria come gestire le riaperture, soprattutto potenziando i plateatici.
Si avvicina la fase 2, Kasugana apre la possibilità di concedere più spazi per i plateatici e senza aumentarne il costo. Ovviamente tutto dovrà essere compatibile con la viabilità, compresa quella pedonale. Tutto verrà valutato con grande attenzione, tranquillizza il sindaco Mario Conte, con un obiettivo ben preciso: fare tutto il possibile per aiutare una delle categorie più danneggiate da questa crisi assieme a tante altre. Ma intanto dobbiamo attendere di capire quali saranno le indicazioni che il governo e la regione daranno in merito appunto a questa fase 2. So che proprio in queste ore ci sono dei tavoli di concertazione proprio per definire una linea comune. Noi come amministrazione comunale ovviamente ci faremo trovare pronti, mai come questa volta la mano dobbiamo darcela a tutti, dalle famiglie ai commercianti, agli imprenditori, alle persone che lavorano anche negli enti pubblici, perché cambierà proprio il modo di vedere la città. Per quanto riguarda i commercianti, stiamo facendo degli incontri ufficiali con le associazioni che ci stanno portando delle proposte sia da un punto di vista burocratico che da un punto di vista finanziario legato alla tassazione, che da un punto di vista logistico legato agli spazi. Tutto quello che noi potremo mettere in campo, ovviamente compatibilmente con l'impatto estetico e con le disponibilità della città, noi lo faremo. Poi ci saranno tanti aspetti, soprattutto da un punto di vista tecnico e degli spazi, perché ricordo che siamo in un centro storico e quindi dovremo tener conto anche dell'impatto estetico di questi plateatici, fermo restando però che c'è l'assoluta volontà da parte dell'amministrazione di andare incontro a quelle che sono delle esigenze straordinarie dei nostri commercianti oggi messi in ginocchio da questa crisi sanitaria. E anche gli agricoltori sono messi in ginocchio e, ironia della sorte, si scopre che proprio al settore dell'agricoltura sarebbe negato il famoso prestito dei 25.000 euro, cioè una categoria che non rientra all'interno di questa possibilità. Sentite. Gli agricoltori stanno andando in banca a chiedere questi 25.000 euro, ma oggi vengono chieste le stesse garanzie che venivano chieste qualche mese fa, un pacco di documenti enormi e soprattutto garanzie. Finisce in Senato, con tanto di interrogazione con risposta scritta da parte del Ministro, la situazione paradossale che stanno affrontando gli agricoltori non solo veneti ma di tutta Italia. Pare insomma che lo Stato si sia dimenticato del comparto, garantendo i 25.000 euro a tutti ma non agli imprenditori del settore primario, che peraltro stanno accusando forse più di altri dissesti economici derivati dal contagio, perché se l'industria può fermare le macchine, gli allevatori no, solo per fare un esempio, con costi continui non solo per l'alimentazione e la gestione nelle stalle, ma anche per la lavorazione del latte e della carne, con costi talvolta decuplicati dalle nuove esigenze sanitarie. Imprese che si sono già indebitate pur di non chiudere e per le quali è essenziale il prestito garantito dallo Stato. Ma se oggi uno va a chiedere 25.000 euro non ha la capacità di dare garanzie. È stato chiesto anche in Commissione Finanze all'Associazione Bancaria Italiana, che ha detto che provvederà quanto prima, però ad oggi ancora non si è visto assolutamente nulla. Ho presentato ieri un'interrogazione al Ministro dell'Agricoltura, alla Ministra Bellanova, per capire cosa possiamo fare per avere questi 25.000 euro, che è il minimo essenziale per le aziende agricole per poter tirare avanti. Un altro problema è quello che riguarda i disabili che sono seguiti nei CEOD. Potrebbero anche loro tornare a frequentare questi centri diurni a partire dal 4 maggio, ma se sì, a quali condizioni potrà essere fatto loro il tampone? Queste sono le domande che si chiede chi lavora per queste strutture. Sentite. E soprattutto gli operatori vengono dotati di mezzi di protezione, mascherine e quant'altro, che i locali vengono sanificati e che vengono fatti i tamponi agli operatori soprattutto e anche a quei ragazzi che entrano, altrimenti rischiamo di avere un'altra RSA. 6 centri diurni, 3 centri occupazionali che negli anni sono diventati casa per 190 uomini e donne con disabilità gravi e gravissime e per le loro famiglie. Servizi, attività, terapie che sono venuti a mancare dal giorno del lockdown, con operatori spesso trasferiti nelle case di riposo per sopperire alla mancanza di personale perché contagiato e in quarantena. Ora che questi luoghi dove si fanno pittura, giochi di società, teatro, attività da anni ormai a carico delle famiglie riapriranno, il presidente del coordinamento chiede sicurezza per gli ospiti e per chi ci lavora. Il nostro appello è quello soprattutto di essere messi a conoscenza di queste proposte, di come verranno riaperti questi centri, che sia il governatore, che non ho mai avuto occasione di incontrarlo, ma ho cercato parecchie volte di farlo, sia il dottor Benazzi, ci dessero delle risposte.
Le richieste riguardano la possibilità di eseguire un tampone su tutti i frequentatori, ma anche capire come comportarsi per gestire gli accessi in modo da non creare situazioni di eccessiva prossimità tra gli ospiti, soprattutto durante le attività. Un servizio importante sul territorio, aperto dalle 9 alle 15:30, che ha mancato come l'aria alle famiglie, ma soprattutto a loro, che in queste settimane di silenzio hanno pagato il prezzo più caro. Diventano quasi apatici, cioè si abbattono, non hanno, come un po' noi, mentre noi possiamo guardare certe cose, leggere qualcosa, loro in maggior parte non leggono, non riescono a fare queste attività. Sicurezza, sono arrivate le mountain bike per gli agenti di polizia locale, guardate. Da oggi il comando di polizia locale ha in dotazione 3 nuove mountain bike elettriche a pedalata assistita, grazie ad un accordo con la ditta Fantinkrent di Dosson di Casier, che ha gratuitamente messo a disposizione del comando le 3 mountain bike di ultima generazione. Veicoli, spiega il comandante Andrea Gallo, molto maneggevoli che permetteranno una operatività efficace. In questo momento siamo molto operativi con questi ulteriori mezzi nuovi perché riusciremo a essere efficaci e efficienti in tutto il territorio comunale. Sono biciclette fatte a Treviso e quindi volevamo aiutare Treviso e il suo territorio a essere più efficaci durante questo periodo d'emergenza. Le bici sono infatti dotate di una batteria che permette di mantenere la velocità di 25 km/h, permettendo agli agenti di effettuare anche 100 km di strade e percorsi naturalistici e di raggiungere in condizioni di emergenza anche i posti più impervi come i parchi e le aree verdi. Sono nello specifico delle mountain bike con un ammortizzatore anteriore da 120 mm, utilizzano una batteria da 630, che è una batteria molto capiente che permetterà ai vigili di completare i loro turni di 5 ore. I servizi degli agenti in mountain bike in questo periodo sono molto efficaci nel controllo dei parchi dove è vietato accedere per il Covid. Ora, grazie a questi mezzi, le segnalazioni saranno esaminate molto più efficacemente. Al termine del periodo emergenziale collegato al coronavirus, inoltre, partirà il corso di addestramento per 10 operatori che formeranno il gruppo degli agenti specializzati della Bike Patrol. Cercheremo di garantire il servizio in mountain bike, conclude il comandante, per gran parte dell'anno su tutto il territorio della città. Dai parchi alle spiagge, che tipo di estate sarà questa? Ce lo stiamo chiedendo un po' tutti. Allora sentite che cosa Union Mare ha programmato insieme alle ULSS della nostra regione per cercare di anticipare un po' quelle che saranno le richieste del governo. Tutte le spiagge del Veneto, da Bibbione fino a Rosolina, hanno condiviso un unico approccio composto da 18 punti programmatici. Regione Veneto, amministrazioni sanitarie e associazioni di categoria insieme per definire un protocollo che disciplinerà l'accesso alle spiagge per questa estate. Parola d'ordine: vietato improvvisare. Per assicurare il rispetto delle norme di sicurezza è necessario che ogni cosa venga definita e che l'utente sappia esattamente cosa deve fare e che cosa aspettarsi. Le spiagge venete si preparano così ad un'estate che non sarà come le altre, ma che per sopravvivere deve necessariamente darsi delle regole. Abbiamo ovviamente ripensato una distribuzione degli spazi per favorire al meglio il distanziamento sociale e quindi un nuovo concept delle nostre spiagge. Ci siamo interrogati sul tema della sanificazione, introducendo importanti proposte da questo punto di vista e soprattutto il monitoraggio degli accessi attraverso le forme di prenotazione che saranno inevitabili per contingentare la fruibilità e gli accessi alle spiagge venete. 18 punti condivisi con le 3 ULSS di riferimento. I servizi igienici, ad esempio, saranno sanificati e presidiati. Le prenotazioni soltanto online. Non saranno consentite attività ambulanti, dalla vendita di costumi a quella dei gelati, i famosi carretti che eravamo abituati a vedere in spiaggia. Tra i punti previsto anche il divieto di stazionamento delle persone, quindi di posizionamento di panche, sedie e tavoli. Noi stiamo lavorando anche a livello nazionale nei rapporti con i colleghi delle altre regioni per avere la più ampia condivisione possibile su questi temi e su questo approccio. In questo modo crediamo che sarà più semplice avere la disponibilità da parte anche del governo centrale per far valere il peso della nostra regione su quella che sarà la formazione del protocollo sanitario che disciplinerà l'apertura delle spiagge durante la prossima estate. Se queste sono le condizioni per riaprire, Union Mare non si è fatto trovare impreparato. I lavori di manutenzione delle spiagge sono già iniziati e appena sarà consentito, promette la categoria, saranno posizionati gli ombrelloni, ovviamente a debita distanza, gli uni dagli altri.
Ora torniamo alle code nei centri di raccolta di rifiuti ingombranti. Contarino effettuerà un'apertura straordinaria questo fine settimana, invece Stefano sta già facendo il punto sulla situazione per quello che è stato conferito in questa settimana. Pensate, tanto da poter riempire uno stadio di calcio. Quanta roba hanno buttato via i trevigiani? Ma per darle proprio la cifra esatta, 325 container, faccia il conto. Un campo di calcio pieno, anche le gradinate di immondizie che abbiamo portate via. Uno stadio pieno fino ai popolari, o se preferite un grattacielo da 36 piani. È questa la mole di materiale portato in una settimana ai centri di raccolta rifiuti ingombranti della Sinistra Piave. È la prima volta nella storia della raccolta differenziata che si sia accumulata una quantità così elevata di materiali in così poco tempo. Un vero e proprio fiume di oggetti, scarti, legno, plastiche che hanno messo a dura prova la struttura della Savno. Sono pochissima la roba che va mandata in smaltimento, alla discarica o all'inceneritore, ma pochissima. La maggior parte viene quasi tutta recuperata. In questi 2 mesi si è azzerato il fenomeno dei rifiuti nei centri. Ma abbiamo avuto questi 2 mesi di relax, non ne ho visti neanche uno in questi mesi, forse perché non potevano uscire. Spero che non succeda, perché purtroppo ogni casa è soggetto a furti, soprattutto del materiale che ha maggior pregio. Purtroppo c'è chi ancora arriva ai centri con rifiuti che hanno bisogno di altri percorsi. C'è sempre il furbo che fa consegni, che butta dentro negli inerti anche l'Eternit, la lana di roccia e altri rifiuti pericolosissimi. Questo non sa. Vorrei avvertire questi signori qua che ci porta un danno notevole, perché purtroppo dobbiamo buttare via tutto il container, anche se c'è solo pochi chili di lana di vetro e di Eternit. Questi ci sono altri sistemi, noi siamo pronti ad andare a raccoglierli senza tanti costi, ma però che non li buttino negli inerti, perché i danni sono enormi. E dopo i giorni di code e lunghe attese ai CERD della Sinistra Piave si è tornati alla normalità. Per questo fine settimana pensate di fare un'apertura straordinaria? Ma non serve, abbiamo visto che già sabato scorso era già calato un pochino. Questi 2 giorni qua siamo tornati alla normalità, non penso, guardate che i 325 contenitori sono in media vuol dire 2 mesi di lavoro normale. Tra le tante storie di solidarietà in queste ore, una arriva da Mura di Cison di Valmarino. A raccontarcela direttamente il governatore Luca Zaia. Mi è arrivata a casa una lettera, peraltro anonima, no? Ma non sono solo negative lettere anonime, e scrive abitanti di Mura. Mura è una frazione di Cison di Valmarino e scrive: guardi, io le volevo segnalare una cosa straordinaria che è accaduta da noi nel pieno della crisi del coronavirus. Mi scrive, immagino questa signora, penso sia una signora da come scrive, sì, dovrebbe essere una signora, mi dice: una mattina ci siamo svegliati e in tutte le cassette della posta di questo paesetto, a iniziare dagli anziani, abbiamo trovato questa mascherina, che è fatta ovviamente in cotone, anche con una decorazione, e mi dice: io penso che sia giusto ricordare che una persona che lavora già col mondo della disabilità e quant'altro, e mi dice il nome, quindi io lo dico, Mirka Biz, notte e tempo, senza dire niente a nessuno, ha regalato a tutti una mascherina, facendole di notte, tutte le notti, costruendo mascherine per gli abitanti di Mura. E penso che questo sia assolutamente una bella storia. E me ne ha mandata una e funzionano. La lettera è molto bella, evito di leggerla tutta, però è bella, profonda e soprattutto valorizza un bel gesto, quindi ci tenevo a ricordarlo. Un'altra storia di solidarietà ai tempi del coronavirus. Una famiglia rimasta senza tetto trova subito un alloggio in pochi giorni. L'abbiamo sistemata un attimino perché era ancora piena di tante cose e siamo riusciti nel giro di una giornata a renderla agibile per consentire alla famiglia, marito, moglie e i 3 bambini, di prendere possesso, insomma, dell'abitazione e cercare così di ovviare a questo inconveniente che avevano avuto. Nell'alloggio al piano terra, dove fino a qualche anno fa viveva il padre, oggi può trovare ospitalità una famiglia di origini marocchine, mamma, papà e 3 figli, residenti da tempo a Treviso e rimasti improvvisamente senza un tetto dopo che il loro appartamento lungo il Put è rimasto gravemente danneggiato a causa di un incendio lo scorso mercoledì.
La richiesta di aiuto, il tam tam tra conoscenti e il passaparola tra gli uffici comunali arriva grazie ad una vicina di casa all'orecchio dei coniugi Enzo e Laura, residenti in questa abitazione di Sant'Antonino, che si fanno subito avanti, ospitando gratuitamente la famiglia per il tempo necessario a rimettere in sesto il loro appartamento. Non abbiamo chiesto nulla perché appunto ci sembrava solamente un gesto di aiuto nei confronti della famiglia. In ogni caso l'appartamento era vuoto e quindi non è che abbiamo mancati guadagni. Con le dovute precauzioni che continuiamo a mantenere anche appunto per salvaguardare la salute, siamo riusciti a offrire un gesto di solidarietà e di dare un'opportunità alla famiglia di superare questo momento. Un gesto di solidarietà che in un periodo come questo, segnato da timori e incertezze, vale doppio. Sì, ma ringraziamo tanto perché non è facile comunque, è troppo difficile anche per questo momento qua. Grazie mille anche a loro e anche alla signora cara che lavora in comune. L'unica cosa positiva forse del coronavirus è che ci sta insegnando a essere un po' più solidali con gli altri e questo da parte nostra ha voluto essere un piccolo gesto per quello che potevamo fare per poter essere d'aiuto a questa famiglia in un momento di estremo bisogno e di necessità, perché senza avere un posto dove stare con 3 bambini piccoli sicuramente è difficile in qualunque momento, ma adesso ancora di più. Ora le notizie che arrivano da Belluno. Eccoci, allora per il bellunese il tema in apertura è quello delle case di riposo, perché dilagano i contagi nella casa di riposo di Trichiana. Subito sentiamo il sindaco Stefano Cesa, sindaco di Borgo Valbelluna. La situazione è sicuramente critica e preoccupante, anche perché i tempi probabilmente dell'esito dei tamponi hanno portato un po' di confusione e hanno contribuito alla diffusione del contagio. Ci sono 3 strutture residenziali per anziani nel comune di Borgo Valbelluna. Quella di Lentiai è ad oggi Covid-free. A Mel la situazione viene definita sotto controllo, mentre da 10 giorni a questa parte è la casa di riposo di Trichiana a preoccupare. Su 55 ospiti i positivi totali sono 37, di cui 8 ricoverati. Fra il personale i positivi sono 18 su un totale di 55 dipendenti. I decessi con tampone positivo sono stati 3 in struttura e 4 in ospedale. È causa di più fattori che hanno portato ad avere un effetto così scatenante nella struttura di Trichiana. Purtroppo l'innesco, immagino, del focolaio è avvenuto in un momento particolare, il momento del passaggio, o meglio il momento della sospensione dei test che venivano fatti con i tamponi e la verifica del serologico. Ma ripeto, questa secondo me è una delle cause. E quindi, come denunciato la scorsa settimana anche dal sindacato, potrebbe essere la presunta inattendibilità del test sierologico uno dei fattori scatenanti del focolaio che nella casa di riposo Villanova si è manifestato nel giro di pochi giorni. Il tampone sierologico aveva dato certi risultati e avevano fatto prendere alle strutture, alla parte sanitaria della struttura, una serie di scelte e di decisioni, sempre coordinate ovviamente dall'US e in base ai protocolli che ci sono stati dati, e che purtroppo però si sono rivelati sbagliati, perché poco dopo sono arrivati esiti di tamponi che smentivano l'esito del sierologico. La situazione è monitorata dall'amministrazione comunale, da ULSS e Regione, non è escluso anche un accertamento da parte degli organi giudiziari. L'attenzione è massima per contenere il più possibile il diffondersi dell'infezione epidemiologica. Problemi ci sono stati per mantenere i contatti fra gli ospiti e i familiari, che da ieri sono fortunatamente rientrati. La struttura ha infatti riattivato il servizio di collegamento con l'esterno, affidato a un dipendente dedicato esclusivamente a tale compito. Ha fatto il giro del mondo l'iniziativa del titolare Hotel della Poste, che ha citato il Ministero della Salute della Repubblica Popolare Cinese per non aver segnalato tempestivamente la diffusione del Covid. Allora oggi Gerardo Manaigo spiega il motivo del suo gesto. Intanto si dissociano gli albergatori veneziani che lapidari affermano: questa è un'azione velleitaria.
Una mera iniziativa velleitaria che non condividiamo. Claudio Scarpa e Vittorio Bonaccini, rispettivamente direttore e presidente dell'Associazione Veneziana Albergatori, prendono le distanze dalla citazione in giudizio del Ministero della Salute della Repubblica Popolare Cinese presentata dal titolare dell'Hotel della Poste di Cortina attraverso l'avvocato Marco Vignola del Foro di Bari al Tribunale di Belluno. Scarpa e Bonaccini hanno preso carta e penna, hanno scritto all'ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese. Si tratta di un'iniziativa frutto certamente della disperazione, della grave situazione che il nostro settore sta attraversando, ma noi riteniamo che non è con queste azioni velleitarie che si risolvono i problemi, precisano, ribadendo che solo la collaborazione tra i popoli e i rapporti di amicizia storici tra Italia e Cina potranno dare un grande contributo al miglioramento della situazione. L'AVA per questo ha coinvolto nel proprio direttivo Caterina Hong Ying, delegandole i rapporti con la Cina. Dal canto suo Gerardo Manaigo, che dell'Hotel della Posta è titolare, consapevole della sua azione dirompente, precisa in una nota come fosse necessario e doveroso dare il proprio contributo a questa presa di coscienza del problema economico che non ha precedenti. Ma dobbiamo ripartire, spiega, e chi ci ha messo in questa condizione ha il dovere di assumersi la responsabilità di darci un aiuto a farlo. Se abbiamo imparato qualcosa dopo la tempesta Vaia del 2019 è che ogni singolo albero conta e quindi ogni singolo imprenditore conta, ogni località devastata, ogni famiglia che ha subito una perdita ha voce in capitolo. Ho semplicemente deciso di usare la mia, chiosa Manaigo, invitando le altre ad unirsi a me. Nell'atto di citazione Manaigo chiede al Tribunale di Belluno di accertare le gravi omissioni del Ministero cinese che hanno impedito allo Stato italiano una tempestiva assunzione di provvedimenti da adottare di ordine pubblico e sanitario che sicuramente avrebbero ridotto al minimo il disagio e le conseguenze negative derivanti dal Covid-19. Allora attenzione, lo vedete alle mie spalle, sta parlando il Premier Giuseppe Conte, una diretta che era stata annunciata per le 20:15, allora lo ascoltiamo immediatamente. Una strategia che può essere sintetizzata in 5 punti. Primo punto, dobbiamo mantenere e far rispettare a tutti i livelli le misure per il distanziamento sociale e promuovere l'utilizzo diffuso dei dispositivi di protezione individuale fino a quando non saranno disponibili una specifica terapia e uno specifico vaccino. Punto 2, dobbiamo rafforzare le reti sanitarie del territorio come arma principale per combattere il virus. A questo riguardo il Governo si sta adoperando perché siano rafforzati tutti i servizi di prevenzione, non solo, ma stiamo sollecitando una rinnovata integrazione. Avete visto che era un video del 21 aprile, la diretta del Premier Conte è stata annunciata su Facebook alle 20:15, quindi manca comunque pochissimo. Allora intanto, prima di ascoltare le sue parole, andiamo velocemente avanti con il nostro notiziario perché torna la Zanzega su Antenna 3 dalle 20:15, un viaggio alla scoperta della Fondazione di Venezia. Ritornano questa sera le immagini e le suggestioni della Zanzega che porterà sugli schermi il volto di una Venezia che ancora non aveva dovuto fare i conti con restrizioni e chiusure imposte dall'emergenza sanitaria. Dalle 21:15 dunque il viaggio di Lele Marcassa e Ivo Gallo sui passi degli esuli che hanno fondato la città lagunare. Si inizia da quella che un tempo era la città di Altino, visitando il meraviglioso Museo Nazionale Archeologico, poi a bordo di un Bragosso fino all'isola di San Francesco del Deserto con il suo antico convento. Ancora in Laguna Nord per visitare Murano, le sue case colorate, l'arte delle merlettaie, per poi raggiungere Venezia con la scoperta della straordinaria biblioteca marciana, progettata e costruita in piazza San Marco da Jacopo Sansovino. Chi arriva in piazza San Marco non può non vedere il bellissimo edificio di fronte al Palazzo Ducale e la collocazione della biblioteca non è casuale. Bene, adesso pochi secondi di pubblicità e poi di nuovo insieme con le notizie, con le dichiarazioni del Premier Giuseppe Conte. Ora lo spazio dedicato ai bambini e come trascorrono le giornate in casa nella nostra rubrica che abbiamo pensato per voi da qualche settimana. Vediamo le loro espressioni e che cosa hanno inventato in questi giorni difficili da superare.
Ciao a tutti, io sono Federico e sono un ragazzino che ha quasi 12 anni e oggi vi mostrerò quello che faccio in una parte della mia giornata. Inizio a saltare la corda, eseguendo vari skills che ho imparato. Vi saluto e ciao! Bimbi TV torna domani, adesso vi lascio le previsioni del tempo e poi ovviamente di nuovo insieme con tutte le notizie. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. L'anticiclone continua ad influenzare il tempo. Venerdì 24 aprile sarà una bella giornata di sole, ma vediamo il dettaglio con l'aiuto della nostra grafica. Sul Veneto sarà una splendida giornata soleggiata su tutti i settori. Il cielo sarà sereno o al massimo con poche nubi a carattere sparso e non sono previste piogge. Vediamo anche le temperature minime comprese tra 5 e 12 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 21 e i 24 gradi all'incirca. Ampio soleggiamento anche sul Friuli Venezia Giulia, il cielo si presenterà sereno o al massimo con qualche velatura, specie sui settori montuosi. Temperature minime fino a 13 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 20 e i 24 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, poche novità, anche qui bel tempo con tanto sole ovunque e cielo al massimo velato. Temperature minime sui 7-8 gradi all'incirca, massime invece fino a 25 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.